di musica. Ritroviamo con grande piacere Riccardo Ruggio, cantautore. Innanzitutto grazie di essere qui. Ciao Riccardo, in collegamento sempre dalla Germania, giusto? Sì, ciao Fabrizio, grazie per l'invito, è sempre un grandissimo piacere rivedersi. È sempre un Sì, sempre piacere, dalla Germania, da assolutamente. Berlino, sì. Allora, Riccardo è uscito, noi ci siamo rivisti, visti e intervistato, poi la presentazione di il primo brano, come novembre, mi sembra che fosse fine 2022, ecco, da qualche giorno è uscito col nuovo singolo dal titolo Amore, prossima fermata. Ovviamente, come sempre, durante la chiacchierata con Riccardo, poi vedremo il video e quindi commenteremo anche poi di fatto la canzone. Ti chiedo ovviamente, il primo passaggio è: che differenza c'è fra il Riccardo Ruggio di su Mudergaio con Amore prossima fermata? Beh, allora la differenza sta nel fatto che comunque l'amore prossimo, il mondo è così, c'è il brano appunto che ho dedicato a Massimiliano, mio amico che purtroppo non c'è più, è un brano comunque molto intimista, diciamo che diciamo, tocca una sfera emotiva un po' particolare. Amore prossima fermata invece parla insomma di una, anche se ovviamente parla comunque d'amore, è un inno all'amore se vogliamo, ma parla appunto di una crisi appunto all'interno di una coppia che grazie appunto a un sentimento molto forte comunque si riesce comunque a superare appunto un momento appunto di impasse, un momento molto transitorio appunto di incomprensioni ecco, e di difficoltà. Ed è allo stesso tempo anche la canzone è anche un monito, una sorta di incoraggiamento a quelle coppie che magari che sono in crisi affinché non mollino alla prima difficoltà, come purtroppo spesso capita. Perché molte volte, quando ovviamente, quando questo è possibile, soprattutto pensare che molte volte il cosiddetto buio, come lo descrivo nella canzone, non è una condizione permanente, ma è a volte diciamo, una situazione un po' diciamo, transitoria, diciamo così. Ecco. Senti, Il mondo è così era nato da una tua esperienza, l'avevi raccontato a un tuo amico molto molto stretto, e invece Amore prossima fermata è anche in questo caso un'esperienza personale o qualcos'altro che hai captato, e quanto ci sei stato dietro? Cioè un brano nato comunque da poco o lo avevi in un cassetto e poi l'hai in qualche modo No, 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 riscoperto? no, no, è un testo autobiografico, sì, riferito appunto al rapporto appunto che con mia moglie, poi dopo ho avuto un piccolo periodo di coso, di così di impasse, poi invece felicemente risolto. E quindi questa canzone ovviamente è dedicata a lei, ecco. Ma questo brano ce l'avevi in un cassetto e l'hai ritirato fuori perché ovviamente ti No, no, andava no, no, l'idea no. di rimettere il progetto, oppure l'hai scritto proprio d'emblée, da zero, da quel periodo in poi? No, 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 è stato scritto proprio ad hoc per quella particolare situazione. Quindi, Ecco. diciamo, è stato creato proprio sul momento, perché, come si dice, spesso per creare, comunque per creare poesia o per scrivere un testo che sia credibile, bisogna raccontare cose vere. Più si raccontano cose vere e più si è credibili. Più queste cose, naturalmente, poi ancora di più, se sono vissute in prima persona, si è ancora più Eh. credibili, anche come artisti. Mi hai rubato un po' la domanda, nel senso che da cantautore, secondo te, o perlomeno tu trovi più facile, potremmo dire, meno difficile, scrivere una canzone pensando alla tua esperienza o raccontando un'esperienza di un'altra e farla propria? Diciamo che sono diciamo due livelli, no? Diciamo che diciamo la ricerca anche del testo si svolge, secondo me, anche su due piani. Quando ovviamente essere toccato è il proprio piano emotivo, diciamo così, allora ovviamente le parole vengono anche, se vogliamo, anche più facilmente, arrivano più facilmente. Però naturalmente sta anche alla capacità empatica che in questo caso che l'artista ha, perché molte volte si riesce a immedesimarsi talmente bene anche nelle cose che magari che ti vengono raccontate anche da parte magari solo di un amico che magari si confida e quindi queste cose riesci talmente a interiorizzarle che veramente le vivi quasi come se fosse questa cosa ovviamente molte volte ci va molto vicino.
Senti, invece per quanto riguarda appunto il brano Amore prossima fermata, abbiamo detto è un brano, diciamo adesso, primaverile barra estivo, un brano molto pop, diverso se vogliamo in qualche modo al Mondo è così. Faccio il confronto col Mondo è così perché appunto è l'ultimo brano, ma potremmo dire un po', comunque sì, come posso dire, è un po' il tuo filo comune, il tuo modo, la tua cifra stilistica, ecco, o mi sbaglio? Esatto. Sì, 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 sempre comunque penso che ci sia anche un filo conduttore, anche a livello compositivo, a livello stilistico, comunque all'interno dei miei brani, dei miei pezzi. Io penso che se uno va a guardare un po' anche lo stile compositivo, credo che riconosca comunque gli elementi che sono spesso ricorrenti. Ecco, questo è anche giusto che sia così, perché poi un artista, secondo me, deve avere un qualcosa appunto che lo distingue dagli altri. Ecco, questo sì. Se questo ovviamente è quello che posso definire senza nessun tipo di presunzione, appunto il mio forte, diciamo, ben venga, ecco. Riccardo, io ne approfitterei di fare subito il video insieme a te e poi continuiamo la chiacchierata, ok? Vai, Va perfetto. bene. E quindi, perfetto, quindi insieme a voi ascoltiamo insieme il brano di Riccardo Ruggio, Amore prossima fermata. Perso in questo vento, ancora non capisco cos'è. Se è un sospiro del tempo, vuoto che mi esplode dentro, che mi prende e mi riporta da te. Fermati un momento, forse non è tardi per noi, per capire che il buio è solo un attimo di luce non ancora illuminato, sai. È come un boomerang che lanci via lontano, tuo cuore allontanato da me, io che in amore non so contare fino a 3 con 2 mani, un problema devo averlo perché ancora una volta non mi tornano i conti se non ho te. Viaggiami dentro al cuore, dai prendi questo treno con me. Amore prossima fermata, un biglietto solo andata, l'ho tenuto apposta per te. Viaggiami dentro al cuore, un motivo ci deve essere. Se a volte chiedo il paradiso e basta un tuo sorriso che mi scordo tutti i miei perché. Sei lasciati un po' andare e gioca un po' al futuro con me. Sai, la vita è un momento, un foglio bianco del mio tempo che ogni giorno io coloro di te. E in fondo cosa importa tutto il tempo che ho perso se è servito per capire di noi. E questo amore che ormai sento come un brivido dentro, nutrire solo d'aria vorrei, così da poterti respirare dovunque, ovunque sarai. Viaggiami dentro al cuore, dai prendi questo treno con me. Amore prossima fermata, ho un biglietto solo andata, l'ho tenuto apposta per te. Viaggiami dentro al cuore, un motivo ci deve essere. Se a volte chiedo il paradiso e basta un tuo sorriso che mi scordo tutti i miei perché. Sei Quella è una immagine bella anche poi vista attraverso il treno che parte.
Però Riccardo, il tuo legame con la Sardegna, perché a proposito di filo comune, abbiamo un po' affrontato il discorso prima, i tuoi brani, almeno quelli in passato, avevano sempre comunque una matrice sarda. Forse questo è il primo o uno dei primi che hanno matrice più di ampio respiro, inteso come nazionali, internazionali, cioè la Sardegna non viene citata, non è neanche mezza parola, ad esempio, no? No, 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 ma io, guarda, gli brani, diciamo che, poi richiamo la Sardegna, sono due brani che ho scritto, uno è, come dicevi prima tu, Il mondo è così in sardo, perché esiste anche la versione in sardo, e l'altro è Bella sa tornare, che è il brano che avevo dedicato appunto al mio paese colpito da un'alluvione nel 2020. Ma poi per tutto il resto io credo che le mie composizioni comunque riflettano anche un respiro credo che sia anche a livello compositivo, non solo diciamo, rifacendosi, che si rifà diciamo, alla canzone cantautorale nostrana, ma anche a quella internazionale. Infatti, credo che uno dei punti di forza anche del mio arrangiatore, di Stefano Menion Ferrari, appunto, che ringrazio tantissimo per la competenza, per la professionalità, in primis, e poi soprattutto, forse in primis lo ringrazio come persona, in secundis modo come artista. Il video Però dove diciamo l'avete girato? da un tocco molto, molto originale ai brani, e questo naturalmente ovviamente una parte del merito, ma è anche sua. E il video dove l'avete girato? Il video è stato girato a Sanremo e dintorni, Sanremo, Bordighera, capito? Quindi è stato, ovviamente con questi paesaggi viene anche facile fare il video, perché veramente sono dei paesaggi diciamo, mozzafiato, che girare veramente con determinate atmosfere, diciamo che dà un plus al video, ecco. Beh, sicuramente sì, poi comunque il mare ha sempre un grande impatto, un grande effetto, no? Sì, Questo sì, è innegabile. Senti, l'effetto vogliamo parlare anche di chi era accanto a te in quel video? Sì, sì, vado Alma Canali, che ringrazio, diciamo che si è prestata appunto per la recitazione, è stata anche molto bravissima. Ringrazio anche ovviamente il regista Davide Di Fazio, che ha curato appunto sia il video sia appunto il montaggio. Penso appunto di aver fatto, cioè penso che abbiamo fatto insieme un bel lavoro, ecco. Un lavoro che sta proseguendo, perché tu sei in promozione appunto con Amore Prossima Fermata. Riccardo, i prossimi appuntamenti, perché immagino che l'agenda sia fitta da Sì, parte del promo, ma immagino anche di presentazione proprio del brano dal vivo, o no? sì, Cioè, sì, adesso infatti stiamo magari cercando di preparare e di programmare, avuto qualche live anche quando torniamo in Sardegna, ovviamente, anche se il tempo sarà ristretto, perché insomma, ci saranno più o meno a disposizione un mese, più o meno, e poi dopo ovviamente a questo punto sono già i preparativi, fervono i preparativi per il nuovo singolo che, te lo spoilerò adesso Fabrizio, uscirà in autunno, quindi sei tra i primi a saperlo. Si intitolerà appunto Tra me e te, e sarebbe una sorta quasi di sequel, diciamo così, emotivo, rispetto ad Amore Prossima Fermata, e quindi avremo occasione, se avrai piacere, avrò anche io il piacere appunto graditissimo ovviamente di presentarlo. Di parlarne. Riccardo, invece per quanto riguarda, perché parliamo di singoli, no? Però se noi poi alla fine li collezioniamo tutti, altro che album che diventa, altro che progetto musicale. Me l'hanno già, questa cosa me l'hanno già detto, nel senso che comunque non solo. non sei solo, sì, nel senso che mi hanno detto che i pezzi comunque, soprattutto ovviamente sai cos'è il fatto del primo album che è uscito nel 2010, ovviamente sai, è sempre la prima creazione. Generalmente il primo album diciamo vince facile per quanto riguarda la creatività, perché dai sfogo diciamo alla massima creatività che hai, no? In quel momento, perché ovviamente tu hai magari giustamente un bagaglio musicale che hai inglobato nel tempo, poi dai sfogo a tutto questo bagaglio, quindi le prime cose che escono teoricamente si dice sempre che sono diciamo le più belle, però io dico che ovviamente quando arriva la maturità artistica, ovviamente nel tempo, questo naturalmente permette anche di
da un certo punto di vista di creare anche, diciamo, dei prodotti, essendo più elaborati, possono essere anche apprezzati, diciamo, anche un po' di più. Dipende sempre ovviamente da chi ascolta. Ovviamente, questo è anche molto, poi lo sappiamo, anche sta cadere nel banale. La soggettività comunque conta tantissimo, perché se la stessa canzone la faccio ascoltare ad un profano, una persona, ti ripeto, tra virgolette, comune, ovviamente giudicherà molto di pancia o di cuore, è giusto che sia così. Se la fai ascoltare ad un musicista, ti darà ovviamente un giudizio che è basato anche su un punto di vista tecnico. E quindi questo naturalmente ti fa capire fin dove anche tu si spinto, fin dove sei arrivato anche artisticamente. Questo nel tempo, certo, quando arrivano a dirti, fanno i complimenti, nel senso che comunque vedono che le ultime produzioni sono comunque di un certo livello, e quindi, come hai detto giustamente tu, uno mi ha detto, se dovessimo adesso raggruppare questo, certo non sarebbe il classico album dove c'è una o due canzoni e poi tutto il resto sono dei filler, no? Dei riempitivi, come si dice in gergo. Quindi sarebbe un grande album, sarebbe una grande raccolta. Però ovviamente, sai, per adesso diciamo che in progetto, mi sono dimenticato di dirti prima, forse c'è anche un EP, vediamo un pochettino, come con 4-5 brani. Adesso vediamo un po' di focalizzarci su questo piccolo progetto e vediamo un po' cosa esce fuori. Anche perché lo dico per, diciamo, come per i profani, dicevi tu, cioè per chi poi non è avvezzo al mondo musicale, al mondo artistico in generale, per poter costruire una canzone, scrivere una canzone, io credo che sì, ci siano anche esempi di canzoni scritte in 10 minuti, no? Se uno ha la melodia in testa, torna a casa, scrive, lo diceva anche Vasco, no? Le canzoni sono come i fiori, nascono da sole, sono come i sogni. Però è anche vero che poi c'è tutta la costruzione dietro, quindi metterci le parole, la metrica, la melodia, arrangiarla, fare in modo, cioè tutta una serie, la cosiddetta post-produzione. E quindi per uscire con un album di buon livello, che abbia un certo impatto, che abbia un certo anche, potremmo dire, gradimento del pubblico, perché ovviamente l'obiettivo è quello di farlo conoscere e farlo diventare il più possibile fruibile dal pubblico, devi comunque lavorarci sopra. E credo che anche da questo punto di vista forse il tuo dilemma tra EP o eventualmente album intero sia anche legato alla tempistica, perché o ti dedichi al brano o ti dedichi poi a tutto l'album. Sì, esatto, ma poi anche una questione di cioè musicalmente, Fabrizio, quando si crea un album, generalmente all'interno dell'album, proprio perché si segue anche una tipologia di arrangiamento che sia anche comune a tutti i brani. Non puoi vedere una calza bianca, una calza nera, una calza marrone, cioè tu devi dare comunque un continuum alla tua produzione, no? Che abbia un senso a livello cantautorale, ok? Quindi anche i brani, nonostante i brani possono essere diversi tra di loro, ok? Uno può essere veramente di un ecletismo talmente smisurato, ok, e ci può stare, non è quello. Però quando tu produci, ok, e vai al mix e masterizzi 10 canzoni, non è la stessa cosa di farlo con 2 o 3 brani. Non è la stessa cosa, proprio musicalmente. Quindi questo naturalmente, ovviamente, richiede molto, come hai detto tu, molta più fatica, molto più studio, molto più approfondimento, ovviamente anche raffinare, ovviamente, come tu, anche la metrica. Ma è un lavoro veramente, deve essere un lavoro certosino, ma questo comporta il fatto che dietro una canzone, anche la più apparentemente semplice, c'è un lavoro della Madonna. Scusate No, assolutamente. il mio linguaggio poco clericale, però è vero, questo naturalmente, perché il fatto che una canzone venga prodotta, come molti dicono, ma io l'ho scritta in un giorno, allora io ti dico questo, per esperienza personale, poi ognuno, ti ripeto, può creare nel tempo che gli pare, ovviamente, però poi dopo alla fine i risultati parlano da soli. Per scrivere bene, ma per fare una canzone finita, ok, l'idea ti può venire in un giorno, ma non è che tu una canzone la pensi, la scrivi ed è perfetta, pronta da mandare in produzione, cioè, o sei un genio, ma io di geni in giro, mi dispiace dirlo, non ne vedo tanti, per usare un eufemismo. Quindi ti dico, creare una canzone dal nulla ci vuole tanto lavoro, tanta abnegazione, e veramente
e tanta cura. E anche perché, come qualunque tipo di artista, io ipotizzo, ad esempio, lo scultore, comunque non sei mai contento, comunque cerchi sempre la rifinitura, e col cesello andare o col bisturi, no, a sfrangiare, a limare anche la virgola, piuttosto che la congiunzione, piuttosto che il verbo, magari un termine suona meglio, il musicale molto meglio, suona meglio all'interno di quella strofa rispetto a un altro, cioè ci sono tante cose che magari appunto non puoi dire, vabbè, l'ho scritta, va bene così, pronti, andiamo in sala registrazione. No, non certo, no, ma poi sai cos'è, Fabrizio? Che fondamentalmente c'è preso ovviamente come dici tu, dall'esempio della scultura, questo è uno degli esempi più famosi, tra l'altro, c'è il modello dello scrivere, comunque si rifà molto alla scultura. Perché? Perché quando tu butti fuori delle idee, fondamentalmente può essere il più delle volte l'idea buona, ma è un'idea che sta all'interno fondamentalmente di una bolla. Ok? Tu molte volte devi ridurre, infatti la grandezza nell'arte non sta nell'aggiungere, sta nel togliere. È come la scultura. Perché tu, quando infatti tu vuoi esprimere un concetto e sei troppo verboso, allora ti rendi conto che quello che tu potevi dire con 10 parole non ha senso che tu ne utilizzi 35 di parole, capito? Perché le persone, quando ascoltano ovviamente quello che tu volevi dire, ma è un po' lungo, si dice, no? Ecco, quindi il più delle volte, infatti, la vera arte sta nel togliere. E quindi quando si compone, veramente, il lavoro proprio di lima, ok, e di rifinitura di cesello, sta proprio in questo, capito? Quindi questo anche nella composizione, ovviamente, per quanto riguarda il campo autorale. Riccardo, torneremo poi su questo discorso del cantautorato perché è molto molto interessante. Ne approfittiamo per la prossima puntata perché poi parleremo con te in autunno col nuovo brano che abbiamo già spoilerato. Per quanto riguarda invece il brano che è uscito da poco tempo, pochi giorni, di Riccardo Ruio, è Amore Prossima Fermata, lo trovate ovviamente in tutte le piattaforme digitali, il video lo trovate su YouTube e quindi adesso che poi inizierà anche, rientrerà anche in Sardegna e girerà un po' in lungo e in largo per tutto lo stivale, ovviamente l'invito è quello di seguire le pagine social e di seguirlo ovviamente nella sua avventura musicale. Riccardo, grazie ancora una volta della tua partecipazione. Grazie a te Fabrizio, grazie a te per l'invito prima di tutto, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Grazie ancora. Grazie ovviamente anche da parte mia, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, come sempre vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere, ci vediamo prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show sul social. Ancora grazie, buona serata, ciao! Ciao!